11 ottobre, segnate bene questa data perché Treviso prepara una sfida al mondo. Il macellaio Bruno Bassetto insaccherà la salamella più lunga mai realizzata. Ma che cos'è questa sfida? Lo abbiamo chiesto al vicepresidente della Regione Veneto, Franco Manzato. Un modo per promuovere il nostro territorio, ricordando che consumare i prodotti veneti, i prodotti trevigiani in questo caso, come la salamella, è una garanzia di qualità per i consumatori. E allora Bruno, quanto lunga sarà questa salamella? Vediamo di raggiungere i 7 km per portare ancora più in alto il nome della provincia di Treviso. Si parla di una fornitura di 35-40 quintali di carne. E poi, che accadrà a tutta la salamella realizzata? Questa carne viene venduta e poi una parte del ricavato viene dato a 2 associazioni del volontariato di Treviso. Un record che non sarà fine a se stesso dunque, ma anzi carico di valori, come ci spiega il vicepresidente della Regione Veneto. Noi pensiamo però che non è solamente il lancio di un prodotto di qualità territoriale, ma è anche un impedire che carne che non ha nessun tipo di rintracciabilità e nessun tipo di qualità provenga dall'estero nelle nostre tavole, quindi diamo un fattore di garanzia in più al consumatore. Un'occasione importante per riflettere anche sul ruolo che il suino aveva ed ha tutt'oggi nella vita economica del nostro paese. Ai nostri microfoni il ministro Luca Zaia. E direi che è anche l'occasione per ricordare non solo la produzione della materia prima, che è quella del suino, e quindi la volontà di ricordare questa produzione eccezionale che abbiamo a livello nazionale, ma anche l'arte della macelleria e quindi tutto quello che è rappresentato dai norcini, che per noi è una realtà identitaria e irrinunciabile, per cui dietro alla produzione, e questo è quello che dico ai consumatori o chi andrà a vedere, dietro a questa mega salamella si veda poi la nostra storia, cultura e tradizione. Senza i norcini non avremo la salamella, non avremo i salami, non avremo una parte della nostra storia enogastronomica, definiamola così, perché poi ci sono anche i vini dentro nella carne e anche fuori. Non poteva quindi mancare la confraternita del Raboso, presente con il gran maestro Mario Barbieri, anche il produttore Giorgio Cecchetto, che ricorda. Nella pasta, nell'impasto dei salami, tradizionalmente veniva sempre messo nelle nostre terre un goccio di raboso dentro, quindi veramente è l'abbinamento perfetto. 10 e 11 ottobre, appuntamento sulle mura di Treviso dunque, a Porta Santi 40, per tifare alla salamella più lunga del mondo e acquistare la salamella della solidarietà. Una manifestazione che ci auguriamo possa avere successo e, perché no, che possa aprire la strada ad altre iniziative. Parola di Luca Zaia. Io direi che si potrebbe fare tutti gli anni una lavorazione in piazza della carne di maiale trasformata in salami, anche perché poi per far capire che se stiamo chiedendo ad esempio una tutela massima alla soppressa IGP e il Ministero sta lavorando per questo, c'è un motivo, che è il motivo della storicità, di quello che rappresenta la soppressa nella storia del nostro popolo. E la conclusione di questa puntata non potevo che dedicare con orgoglio questo spazio al nostro vescovo, il vescovo di Treviso, Andrea Bruno Mazzoccato, il vescovo che rimarrà sempre vescovo di Treviso anche se adesso sta per andare ad Udine. Sì. Treviso me la porto nel cuore, questi bellissimi 5 anni di lavoro e poi certamente perché poi Treviso resterà la mia diocesi, insomma, dove sono nato, sono diventato sacerdote e ho tantissimi amici. Il 27 pomeriggio alle ore 16 è il saluto ufficiale con la celebrazione solenne della Santa Messa in cattedrale, invitando oltre che tutte le realtà diocesane anche le autorità civili, che poi saluterò in un momento successivo. C'è la conclusione ufficiale con i tanti saluti che sto facendo in questi giorni, compreso quelli di questa mattina. Che Treviso lascia? Lascio una diocesi che mi pare con una bella spinta vitale, proiettati in avanti con speranza. Certo, questo avvicendamento mio un po' improvviso ha creato un attimo così di sofferenza, però non ho sentito disorientamenti forti. Lascio un territorio sul quale mi sono trovato bene e che mi pare che sia un territorio dove, nonostante tutto e tutte le difficoltà, c'è una buona coesione sociale e una bella collaborazione tra le istituzioni. Prima di chiudere questo intervento abbiamo mandato in onda un servizio di cronache trevigiane su questo grande convegno, un momento di riflessione fatto a Fonte, dove siamo tuttora. Ecco, parlando di scuola, di giovani, davvero c'è bisogno anche di dignità, ma forse sono poi gli adulti che devono soffrire, lavorare per far capire ai giovani questo.
Beh, è chiaro che il problema dei giovani è il problema degli adulti. Se i giovani hanno problemi e la responsabilità è degli adulti, questo è fuori discussione, anche se poi magari ci si dimentica. Io penso che verso i bambini, che bisogna cominciare dai bambini, gli adolescenti e i giovani, ci vorrebbe sempre uno sguardo di grande rispetto. Quando loro si sentono rispettati e capiti, rispondono. Ecco, questo credo che sia l'impegno degli adulti per i giovani. Complimenti al presidente De Nardi che è riuscito a portare davvero il gota dell'economia della società qui a Fonte. Sì, bene. Dottor De Nardi, devo ringraziarlo certamente per questa giornata, ma per quanto ha fatto in questi anni da quando è presidente. Veramente so io la convinzione e i sacrifici che ha affrontato. Adesso il centro si è riequilibrato bene, va avanti bene, merita proprio il ringraziamento mio, della diocesi, del territorio. Io la ringrazio, una stretta di mano a nome di tutti i telespettatori di Cronache Trevigiane. Grazie Vescovo di Treviso per sempre. Noi ci fermiamo qui e Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana sul stesso canale alla stessa ora. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication